Andare oltre le linee guida dell'INAIL ed adottare quelle redatte dal Dipartimento Prevenzione della Regione in vista delle riaperture illustra la richiesta del Veneto al governo. Il governatore Zaia, l'attacco del CGIL è sbagliato, così si apre al buio. Drammatici nel tempo i dati sul lavoro, 35.000 posti persi nel solo turismo, la denuncia dell'assessore Donatan, solo il 30% ha ricevuto il dovuto. Duro sfogo del patron dell'Harris Bar contro il governo e le misure per i ristoratori, così impossibile aprire. Intanto negozianti e ristoratori affrontano anche sfratti per le difficoltà a pagare gli affitti durante la chiusura e maxi bollette, per noi non c'è tregua. Futuro università, il rettore dell'Ateneo Patavino Rizzuto al lavoro per poter far ripartire le lezioni nei dipartimenti a settembre. Impiccatela dopo il post-shock, la bufera sul consigliere di Asola approda in consiglio comunale, il sindaco chiede una lettera di scuse, Nico Basso non arretra, parole sgradevoli ma sono stato strumentalizzato. Salta una condotta dell'acqua a Bordiago di Mira e circa 200 abitanti si risvegliano con i rubinetti a secco, i disagi sono durati alcune ore. Un'eccellenza della sanità veneta a Vicenza, una nuova tipologia di farmaci cellulari per la cura di numerose malattie, risposta efficace contro la leucemia, ma ci sono segnali incoraggianti per chi è stato colpito dal coronavirus. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora le riaperture e le parole del presidente della regione Luca Zaia, andare oltre le linee guida dell'INAIL ed adottare quelle redatte dal Dipartimento Prevenzione della regione. Proprio in vista delle riaperture il presidente del Veneto nel quotidiano Appuntamento con la Stampa illustra la richiesta al governo, linee guida che ha annunciato quest'oggi nel question time alla Camera il ministro Boccia arriveranno alla regione già questa sera. Sentiamo. Pensiamo sia più corretto dire alle regioni: applicate le linee guida INAIL se non ci sono i vostri dipartimenti della prevenzione che hanno provveduto. La nuova battaglia che la Regione Veneto sta combattendo in vista delle riaperture del 18 maggio è questa: andare oltre le linee guida dell'INAIL che risultano inapplicabili in diverse situazioni. Le illustra il presidente Zaia nel corso del consueto appuntamento con la Stampa. È apprezzabile lo sforzo che ha fatto l'INAIL, però per alcune attività diventa imbarazzante. Capite che se dobbiamo garantire 4 metri quadrati ad ogni avventore di ristorante, finisce, e il distanziamento dei tavoli, finisce che i ristoratori mi dicono: se applico la lettera a quello che c'è scritto non apro più. Preoccupati per le prescrizioni ristoratori, baristi, ma l'esempio più eclatante è quello delle spiagge dove, sottolinea Zaia, l'ipotesi di una distanza di 4 o 5 metri tra gli ombrelloni rischia di mettere la pietra tombale sul settore turistico, prima voce dell'economia veneta con 18 miliardi di fatturato. Guarda, ho parlato anche stamattina con albergatori, con gestori di bagni, di spiagge, cioè è una tragedia. Ma stiamo colpendo l'industria più fiorente che abbiamo, cioè il turismo. Vi ricordo che la prima industria in Veneto è il turismo. Bisogna risolvere anche questo problema, senza far colpe a nessuno. Guardate, io voglio sottolineare, senza far colpe a nessuno. Stiamo davanti a una tragedia che è senza il libretto delle istruzioni, per cui ogni giorno c'è qualcosa da aggiustare, da inventare. Però è importante di avere anche un minimo di buonsenso ad accettare che ci possano essere anche dei cambi di percorso, no? La linea del Veneto, come di molte altre regioni, è quindi quella di riuscire a far adottare le linee guida regionali più adeguate alla situazione dei diversi territori. La crisi morde, il Veneto sta perdendo e ha già perso 50.000 posti di lavoro. Abbiamo qui una rappresentanza del signore che giustamente sono qui per la cassa integrazione e poi parleremo anche di questa. Però la vera preoccupazione è che 50.000 posti di lavoro non è che li riusciamo a ricostruirli dopo qualche ora, e di questi 35.000 vengono dal turismo, dal mondo dell'ospitalità in generale. E dal lunedì prossimo, continua Zaia appellandosi alla responsabilità dei veneti, con la decisione di aprire negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e palestre, il Veneto si sta giocando la partita decisiva. Dal lunedì 18 c'è ragione di arrabbiarsi ancora di più se vedi qualcuno senza mascherina, o se vedi qualcuno che porta in maniera simbolica la mascherina come una sciarpa appesa al collo, perché dal lunedì 18 ci giochiamo il nostro futuro e questi veneti lo debbono sapere.
È contraria a questa ipotesi la CGIL del Veneto. Le riaperture al buio e senza regole di Zaia rappresentano un pericolo molto serio per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori veneti, ha commentato Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL Veneta. C'è davvero da essere preoccupati, continua, in vista di cosa potrà accadere a partire da lunedì 18 maggio. Il primo elemento è legato alla decisione di riaprire tutte le attività economiche indistintamente. Un minimo di saggezza consiglierebbe di verificare almeno gli indicatori di numeri dei contagi questo fine settimana. Come se non bastasse la forzatura temporale, continua Ferrari, Zaia ne propone una seconda addirittura sulle regole da osservare per aprire in sicurezza. La CGIL, conclude Ferrari, non accetterà alcuna violazione o forzatura. Questa dunque la CGIL del Veneto. Ma parliamo ora di cassa integrazione, perché anche questo tema è stato affrontato stamattina dall'assessore Donazzan nel corso del punto stampa alla Protezione Civile di Marghera, perché pur essendo la prima regione d'Italia con la gestione degli ammortizzatori sociali, solo il 30% ha ricevuto il dovuto. Così appunto l'assessore, dopo una scambio di reciproche accuse tra il governo e le regioni sulla questione proprio della cassa integrazione. Sentiamo. Dopo numerose richieste di cittadini in difficoltà per la mancata erogazione della cassa integrazione, durante il consueto punto stampa del presidente Zaia, l'assessore al lavoro Elena Donazzan ha chiarito e denunciato alcuni aspetti. Sappiate che il Veneto è la prima regione, dati INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali di cassa integrazione in deroga, con 114.000 lavoratori interessati e 33.700 domande. Il 30% dei beneficiari ha avuto il dovuto, quindi una percentuale molto bassa, eppure siamo la prima regione in Italia. Questo è accaduto, ha evidenziato l'assessore, perché si è adottato lo strumento sbagliato. Non è una crisi di mercato, ma è una crisi da pandemia, quindi con decretazione che ha chiuso tutte le attività era del tutto evidente che non sarebbe stato questo lo strumento, non era questo lo strumento utile. Vi dico solo velocemente come è stata la procedura fino ad oggi, perché è questo che da subito, almeno io avevo ritenuto fosse sbagliato, avendo anche l'esperienza della cassa integrazione degli anni 2009, 10, 11. L'azienda deve fare domanda sul portale della regione, la regione deve fare una serie di verifiche, poi trasferisce tutto con dati cumulativi all'INPS, che ha banche dati che non sono in disponibilità della regione. Lì si deve vedere se l'azienda ha titolo o meno di accedere a quell'ammortizzatore che si chiama cassa integrazione in deroga. L'INPS si interfaccia a sua volta con l'impresa, l'impresa deve dare dati personali del lavoratore, singolo lavoratore, compreso l'IBAN del suo conto corrente, e a quel punto lì l'INPS paga. Un sistema farraginoso, evidenzia Donazzan, a discapito dei lavoratori e delle famiglie. Per questo i presidenti hanno fatto una proposta al governo. Le procedure le ha scelte la Regione del Veneto? No. Nemmeno le regioni italiane, non c'è stato un momento di confronto. Siamo competenti in materia? No. Siamo competenti nel pagamento? No. Per tutte queste questioni, condizioni oggettive, abbiamo detto evitate la lungaggine, e quindi i presidenti hanno proposto al governo una soluzione che sia quella di interfacciarsi direttamente con l'INPS, che ha competenza di norma e competenza di cassa. Soluzione che dovrebbe arrivare con il nuovo decreto legge discusso in mattinata. E vediamo ora quelli che sono gli ultimi dati relativi all'andamento dell'epidemia del coronavirus nel nostro territorio, diffusi poco fa dall'azienda Zero. I positivi, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 4.953, più 10 rispetto al bollettino di questa mattina, più 31 nelle ultime 24 ore. Arriva quindi a 18.823
raggiungerà il numero complessivo delle persone che sono state contagiate in Veneto. I negativizzati sono 12.143, le persone in isolamento sono 4.512, con un calo quindi di quasi 200 unità rispetto a ieri. Le persone decedute negli ospedali del Veneto da questa mattina sono 7, più una che ha perso la vita in una struttura non ospedaliera. Il totale quindi delle persone che hanno perso la vita in Veneto a causa del coronavirus sono 1.727. Per quanto riguarda l'impatto sulle strutture ospedaliere, i dati continuano a confermare questo trend di calo. I ricoverati infatti sono complessivamente 630 negli ospedali del Veneto, 355 ancora positivi al virus, 275 risultati negativi invece al tampone. Il totale dei dimessi è di 3.093. Parliamo ora di ristoranti. Abbiamo accennato prima a quella che è la situazione relativa alle riaperture. Ne parliamo ora con Arrigo Cipriani, 88 anni compiuti ad aprile, decano della ristorazione veneziana, che suona la carica a nome della categoria contro il governo e le misure che sono state prese per distanziare tavoli e clienti negli esercizi pubblici. Sentiamo. Arrigo Cipriani non è per niente contento che si stia avvicinando il 18 maggio. Lo spiega e non le manda a dire. Il governo di Roma sta distruggendo tutto, a partire dal suo settore, quello della ristorazione, che altro che distanze, oltre che di cibo, è fatto di accoglienza e vicinanza. L'accoglienza ha bisogno di affetto, ha bisogno di libertà, ha bisogno di mancanza di imposizioni. Allora questa regolamentazione che hanno fatto sugli spazi sembra una roba da lager, capisce? E non potrà mai funzionare con l'ospitalità italiana. Devo dire che questi signori, bravissimi per l'amor di Dio, si preoccupano molto per la nostra salute e evidentemente per la nostra morte da coronavirus, però non si preoccupano di quello che succederà dopo, ci sarà la morte di fame, perché così si potrà solo morire di fame. Diciamo che non ci saranno neanche i clienti, capisce? Perché Venezia, per esempio, è una città turistica che dipende del 60-70% dal turismo. Per un anno turismo qui non ce ne sarà. Esatto. Allora, mettiamo assieme queste regole più la mancanza di turismo, si trovano di fronte a una crisi che credo che a Roma non abbiano neanche l'idea di che cosa sia, a meno che non stiano usando la strategia della tensione, perché ha tutti gli aspetti di una strategia della tensione. Cioè cosa intende? Intendo che vogliono mettere delle regole per conservare il più possibile il loro posto a Roma. Ecco, questo è, perché se in tempi normali credo che la gente li manderebbe a casa dopo 2 minuti, perché questi qui non hanno mai lavorato, non sanno che cosa sia il lavoro, non sanno che cosa sia il turismo, non sanno che cosa sia nulla. Ecco, le regole che hanno messo sono regole da geometra, con tutto il rispetto per i geometri, ma il geometra fa una cosa per costruire in qualche cosa, questi qui stanno distruggendo tutto. E ci sono anche i primi sfrattati da Covid a Treviso, sono baristi e negozianti messi alla porta dal proprietario per non aver pagato l'affitto nei mesi di stop. Primi avvisi di sfratto in città per il mancato pagamento degli affitti di bar e negozi costretti allo stop da marzo per l'emergenza Covid. La lettera ricevuta da Matteo Dozzo del Moxa Wellness di Piazzetta Battuti, con tanto di invito a lasciare i locali entro 5 giorni, è solo una di quelle che diversi proprietari stanno già inviando ai loro affittuari, come Roberto Torresan, titolare dello Shiraz di via Municipio. Noi, dopo aver per 18 anni pagato regolarmente l'affitto ogni 5 del mese, la quota è di 2.500 euro, appena successo tutto il discorso della pandemia abbiamo mandato una PEC dove avvisavamo il proprietario che visto il momento sospendevamo momentaneamente i pagamenti, riprendevamo appena possibile. Noi ad oggi non abbiamo ricevuto nulla se non appunto la PEC di risposta dove intima il pagamento, altrimenti dovrà prendere precauzioni e interverrà appunto legalmente con i termini appunto consentiti dalla legge, ma questo è quanto.
Torresan ha percepito i 25.000 euro di prestito garantiti dallo Stato. Abbiamo delle incombenze da saldare e prima di tutto c'è un aiuto ai nostri dipendenti perché stanno ancora aspettando la cassa integrazione che ad oggi non è arrivata. Il governo ha annunciato a stretto giro l'approvazione dei contributi per la copertura dei canoni commerciali, ma pare che ci sia chi ha fretta di sfrattare il proprio locatario. Chi ha avuto sempre un buon affittuario, un buon inquilino, che si trova in questo momento a non poter far fronte al pagamento del canone non può essere trattato così. Qui parliamo di qualcuno che non ci riesce perché gli è stato imposto di non portare avanti la propria attività. Ecco, io penso che due parti di un contratto debbano incontrarsi, non può essere penalizzata solo una parte. Una decina commercianti ed esercenti già alle prese con avvisi o minacce di sfratto a Treviso, che si sono rivolti all'avvocato Sergio Calvetti, che già rappresenta a livello nazionale 25 associazioni di bar e ristoratori. È un bagno di sangue, basterebbe molto semplicemente rovesciare quello che è il provvedimento del PCM ultimo che viene rinnovato adesso, e cioè di fare in modo che sia la proprietà a poter utilizzare il credito fiscale del 60% per diminuire quindi del 60% il canone e non il conduttore. Come al solito, cioè il governo è distante da quella che è la concretezza del quotidiano. Il legale incontrerà domani gli esercenti per studiare le azioni da intraprendere. L'avvocato è determinato ad andare fino in fondo. Se non viene recepito questo messaggio, le intenzioni sono quelle di prendere le chiavi, consegnarle tutte ai proprietari. Non credo che questo sia di interesse dei proprietari né di nessun altro, né tantomeno del governo. Ed ora il caso di un ristoratore padovano costretto a pagare un salasso per poter riattivare le utenze del suo locale bloccate all'inizio del lockdown. Sentiamo. Quando è iniziato il lockdown, Nicola Pigozzo, titolare della pizzeria Capovolte di Padova, ha subito congelato tutte le utenze per contenere i costi delle bollette, ma ora che sta per ripartire ha chiamato per reattivare il tutto e ha fatto un'amara scoperta. Ho chiamato per dire: guardate che 300 euro di cauzione per 6 contatori sono 1800 euro, siamo in difficoltà. Quindi sono disposto a rateizzare e a pagare eventualmente le ultime bollette arrivate con carta di credito, toglietemi per cortesia la cauzione. La risposta, adesso io ve la faccio breve, è stata che non si può assolutamente togliere la cauzione, che dovrò pagarla con un bollettino a parte se rateizzo, quindi neanche rateizzata, con un bollettino a parte 1800 euro e che poi mi verrà restituita nelle bollette seguenti. Ma voglio dire, il problema ce l'abbiamo adesso. 1800 euro da pagare subito senza considerare tutti gli investimenti da fare per permettere la ripartenza in sicurezza di dipendenti e clienti. Nicola si è rivolto alle banche per chiedere gli aiuti statali, ma ad oggi non ha visto un centesimo. Un mese e mezzo fa abbiamo fatto tutte le richieste, che poi con varie integrazioni, ogni settimana c'era un'integrazione da fare e al momento, oggi è il giorno 13, ho chiamato la banca anche questa mattina e mi dicono che loro non hanno autorizzazione per darci questi 25.000 euro famosi. Per ripartire c'è bisogno di liquidità per pagare le vecchie fatture ai fornitori, per comprare le materie prime, gli strumenti per la sanificazione degli ambienti e per posizionare barriere di plexiglass sui tavoli. Nicola ci mostra com'è cambiato il suo locale: tavoli distanziati, totem con le indicazioni e contenitori di igienizzanti per le mani. In una sala da 90 coperti, di farne almeno 30. Da qui nascono altri problemi perché ci avanzeranno 70 sedie. Dove le mettiamo 70 sedie? 70 sedie per tavolo. Meno coperti, meno guadagni, stesse spese di bollette, tasse e affitto, conclude amaro Nicola, che chiede alle istituzioni di comprendere le difficoltà della sua categoria. Di togliere via queste cauzioni, primo. Poi le bollette le pagheremo rateizzate. 2, che ci lasciano lavorare in un modo che si possa lavorare. Cioè dovreste venire qui e capire com'è questo lavoro. Non si può fare dall'alto le leggi, le regole. E le banche che ci diano questi famosi 25.000 euro. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, a tra poco.
Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora di università. Quando torneranno in aula gli studenti, il rettore dell'Ateneo Patavino, Rosario Rizzuto, è al lavoro per poter far ripartire le lezioni nei dipartimenti a settembre. L'Università di Padova si prepara alla fase 3 al ritorno degli studenti nelle aule e nei dipartimenti. L'Ateneo, che fin dai primi giorni dello scoppio dell'emergenza sanitaria ha riorganizzato la didattica e lo svolgimento delle lauree in via telematica, ora si sta attrezzando perché da settembre le lezioni possano riprendere anche con la presenza fisica degli studenti. Adesso si apre una fase nuova e dobbiamo programmarla, perché l'anno accademico prossimo è vicino e noi vogliamo dire ai nostri studenti attuali, ai nostri studenti che ci sceglieranno nel nuovo anno, alle matricole che arriveranno a Padova, che questa università riproporrà non solo la fruizione telematica, quindi la possibilità di accedere, ma tornerà a essere università in presenza, tornerà a essere luogo dove gli studenti e i professori si incontrano, scambiano la conoscenza e sono in grado di avere quello che è stata la caratteristica di questa università per 8 secoli, luogo di scienza e luogo di formazione. E questo avverrà attraverso una utilizzazione piena in tutti i corsi di laurea delle strutture a disposizione per permettere il ritorno degli studenti in città. Per ripartire a settembre dunque si lavorerà anche sulle strutture con la ripresa dei principali cantieri. Procedono le opere edilizie, procede la programmazione del polo delle scienze sociali all'ex caserma Piave, prosegue la programmazione delle nuove aule di ingegneria in Fiera e tutte le altre opere di ammodernamento e ampliamento che attualmente sono previste. Quindi operiamo oggi nelle strutture che ci sono per riportare gli studenti all'università e permettere loro di fruire di tutti gli aspetti, le lezioni, le esperienze, i laboratori, di nuovo come questa università è in grado di dare. Dopodiché proseguiremo anche nell'ammodernamento delle strutture. L'Università di Padova durante l'emergenza Covid ha messo in campo gli miglioramenti per fronteggiare l'epidemia, a partire dallo studio del professor Crisanti sulla popolazione di Vo, fino alla recente collaborazione con le imprese che vogliono iniziare a produrre o importare mascherine per verificarne la conformità alle certificazioni CE. Post shock nei confronti della cooperante Silvia Romano, la bufera sul consigliere Nico Basso approda in consiglio comunale ad Asolo. Sapete tutti che sono una persona diretta e senza peli sulla lingua. Essere quindi strumentalizzato per un'espressione certamente sgradevole, ma che anche un bambino capirebbe di essere una figura retorica, non mi sta bene. Ha preso carta e penna e scritto una missiva letta ieri sera al termine del Consiglio Comunale. La bufera, scoppiata ad Asolo dopo il post contro Silvia Romano pubblicato da Nico Basso, è approdata a Palazzo Beltramini. La foto della giovane cooperante liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia con la scritta "Impiccatela" postata dal consigliere d'opposizione ha scatenato le polemiche, sono fioccate le richieste di dimissioni, ma il consigliere, ex assessore ed ex leghista, non le ha presentate, pur ammettendo di aver superato il limite, ha giustificato la scritta. Non accetto di essere dipinto come violento e irrispettoso verso gli altri. Pensando a quanti imprenditori e famiglie si potevano aiutare con 4 milioni di euro, sono sincero, lo sforo è stato diretto e il termine spontaneo. Sicuramente ho superato il limite. Ma il momento storico che stiamo vivendo a livello globale non è dei più sereni e la tensione è alta, altissima. Il sindaco Mauro Migliorini, che già nell'immediatezza aveva preso le distanze, ha invitato Nico Basso a scrivere una lettera di scuse alla cooperante insultata, sottolineando il danno d'immagine che l'intera città di Asolo ha subito. Questa città è una città dell'accoglienza, non deve essere una città dell'odio, non deve essere un comune dove ci possiamo permettere queste tipologie di uscite. Io torno a ripetere, io non le posso dire si dimetta, assolutamente non è nel mio potere e il sindaco non ha nessun potere su questo. Io vedo già un passo avanti, lo ripeto, su ciò che ha detto questa sera. Io non so se ci saranno
saranno dei risvolti legali da parte di qualcuno che minaccia querele, minaccia questo, minaccia l'altro, lo faccia, per l'amor di santi lo faccia. Io vedo che comunque ciò che ha scritto ha provocato un danno che dobbiamo assolutamente bloccare, evitando ulteriori uscite di questo tipo. Valuto con serenità una sua presa di posizione ufficiale, con il sistema che ritiene più opportuno lei, di scuse nei confronti di quella cooperante. Non c'entrano i 4 milioni di euro, non c'entra lo Stato, qui è stata attaccata una donna. La cronaca dal veneziano, ora salta una condotta dell'acqua a Borbiago di Mira e circa 200 abitanti si risvegliano con i rubinetti a secco. Si rompe un tubo dell'acqua poco prima delle 6 del mattino a Borbiago e alcune centinaia di persone si trovano appena alzate i rubinetti del bagno a secco. I disagi, durati fino alle 10 circa con il ripristino della fornitura idrica, hanno interessato parte degli abitanti di via Giovanni XXIII e tutti quelli della laterale via Val Gardena. Verso le 5:40 aveva infatti ceduto la condotta dell'acqua, del diametro di 25 cm, che sta sotto la via principale. La perdita ha anche provocato il cedimento di alcuni metri quadri di sede stradale. I residenti di via Val Gardena si sono ritrovati fino a 15 cm di fango nella stradina e una buona parte di loro anche in giardino. Sul posto alcune squadre della società Veritas, dei Vigili del Fuoco e del Comune di Mira. Non sarebbe la prima volta che a Borbiago si resta senza acqua per la rottura di una tubazione. Ce lo hanno ricordato alcuni residenti, memori che le condotte sono state posate una quarantina di anni fa. Io chiederò a Veritas uno stato dell'arte sullo stato delle condotte. Dobbiamo capire prima di eventualmente capire se le cose sono concatenate oppure no. Ed ancora una notizia di sanità, una nuova tipologia di farmaci cellulari per la cura di numerose malattie. L'ha presentato un'eccellenza della sanità veneta a Vicenza. Vediamo. Questi qui sono i locali sterili, è qui che vengono manipolate le cellule. Questa è una delle camere, ce n'è un'altra, ce n'è 4. È il laboratorio di terapie cellulari avanzate dell'Usberica, una struttura d'avanguardia al confine tra la ricerca pura fine a se stessa e la sua applicazione attraverso un farmaco che seguirà poi l'iter di sperimentazione clinica, come da protocollo. In particolare in questo periodo si è focalizzati su un paziente malato di leucemia, trattato con successo attraverso cellule staminali derivate da un cordone ombelicale. Da un materiale di scarto raccolto presso l'ospedale di Arzignano, quindi dal nostro ospedale, da una donazione di una mamma, siamo riusciti a farne un farmaco. Queste cellule si chiamano medicinali di terapia cellulare avanzata, sono l'ultima frontiera dei medicinali, possono essere prodotti solo in strutture accreditate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e questo ospedale ha una di queste strutture, che è questa, che è una tra le poche in Italia e una tra le poche al mondo. Il primo obiettivo individuato e centrato per questi farmaci cellulari è stata la malattia di rigetto dopo il trapianto di midollo osseo, che colpisce il 50% di pazienti operati e dove fino ad ora non c'erano terapie efficaci. Un inizio incoraggiante. Il trattamento di pazienti colpiti dal coronavirus sarà sicuramente un obiettivo da perseguire. Sì, è sicuramente una terapia cellulare che ha concettualmente vari campi applicativi, proprio per la loro capacità di essere efficienti e sicure. Una delle possibilità che si sta esplorando a livello della rete italiana è appunto la polmonite da Covid, che si caratterizza da una risposta antinfiammatoria molto molto marcata e grave per il paziente, ma ci sono varie sperimentazioni anche in altre malattie infiammatorie. Ricordo ad esempio la malattia infiammatoria cronica dell'intestino, il famoso morbo di Crohn. La polmonite da Covid può essere uno degli ambiti di ricerca interessanti e si sta organizzando dei protocolli per valutare l'efficacia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo al meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo tutto sommato in prevalenza stabile sul nostro territorio, ma è atteso un nuovo peggioramento. Vediamo a partire da quando con l'aiuto della nostra grafica.
sul Veneto sarà asciutto un po' dappertutto, sarà anche ampiamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso e solo con qualche locale addensamento. Entro la serata e soprattutto durante la notte la situazione però cambierà drasticamente con rovesci e temporali via via più diffusi. Temperature minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 26 gradi. Poche novità poi sul Friuli, Venezia Giulia, in giornata anche qui avremo bel tempo con il sole, vedete, dappertutto, ma anche qui durante le ore serali arriveranno le prime piogge. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, sole prevalente con qualche locale annuvolamento, anche qui durante la notte è previsto l'arrivo di precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime sui 13 gradi, massime invece intorno ai 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.